Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia e i titoli del nostro telegiornale. In Sicilia è arrivato l'inverno, vento, pioggia e neve anche a basse quote con temperature rigide in tutta l'isola. Imbiancate alcune località dei Nebro, di Letna e danni per le mareggiate alle Eolie. Assalto ai bancomat nel Siracusano nella notte, 2 colpi ai danni di 2 istituti di credito a Palazzolo e a Buccheri. A Palermo l'appello del procuratore De Lucia alla politica e alle istituzioni per intensificare la lotta agli estorsori e al pizzo. Lo Zen resta sempre il quartiere osservato speciale. Sanità siciliana sotto attacco. La Corte dei Conti solleva nuove irregolarità. I partiti pressano Schifani per il rimpasto e Fratelli d'Italia chiede per sé il posto dell'assessore Faraone. Saldi di partenza rallentatore in Sicilia, commercianti divisi tra opportunità e flop per le vendite in calo. A Catania inizia il Giubileo agatino per il 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Oggi prima processione del velo e nelle chiese accensione della lampada votiva. Calcio in Serie B, Palermo a Mantova per restare incollato alle prime della classe. In Serie C il Catania ospita la Cavese al Massimino, Siracusa in campo a Monopoli, mentre il Trapani è stato sconfitto dal Latina. Pallacanestro, ennesima figuraccia del Trapani Shark, stavolta in campionato contro Trento. I Granata si presentano con soli 5 giocatori, partita sospesa dopo più di 5 minuti e adesso la squadra rischia l'esclusione dal campionato di Serie A. Ancora buongiorno, apriamo con il maltempo il nostro telegiornale, un fine settimana di pieno inverno in tutta l'isola caratterizzato da vento, pioggia, anche neve a bassa quota con temperature rigide, tante difficoltà per i collegamenti soprattutto alle Eolie dove le isole minori sono irraggiungibili da diversi giorni. Il servizio di Francesco Triolo. Vento e mareggiate hanno caratterizzato le ultime ore in tutta la costa orientale della Sicilia. La situazione più complicata, come evidenziato anche dai video che circolano sui social network, si registra alle isole Eolie, dove le forti mareggiate hanno causato diversi danni, soprattutto a Lipari nella zona di Acqua Calda, dove le onde sono arrivate in strada distruggendo i muretti e invadendo la sede stradale. Le forti mareggiate impediscono da 3 giorni i collegamenti con le isole minori delle Eolie come Alicudi, Filicudi, Pararea, Stromboli e Ginostra. Su queste isole, oltre a scarseggiare i generi di prima necessità, non si è proceduto al cambio dei medici nei presidi di continuità assistenziale e per alcuni residenti sono saltate le previste visite mediche da effettuarsi fuori dall'isola. L'unico mezzo a collegare Milazzo con Vulcano, Lipari e Salina è stata la nave Nereida Caronte Tourist, che ha trasferito in queste isole, oltre ad un numero esiguo di passeggeri, anche i mezzi commerciali. A Messina, nella provincia tirrenica, il forte vento ha causato la rottura e la caduta di diversi alberi. Il freddo si fa sentire ovunque, temperature intorno ai 10 gradi, sotto zero in diverse località di notte, neve a quote basse. Anche a Palermo vento e grandine, Enna è sotto una coltre di neve, ma anche le principali vette di Etna, Madonie e Nebrodi non fanno eccezione, da giorni sono innevate, un quadro climatico che dovrebbe continuare nei prossimi giorni. E adesso la cronaca, 2 colpi in banca, uno a Palazzolo Acreide e l'altro a Buccheri, 2 comuni della zona montana del Siracusano. Ancora da quantificare il bottino, mentre stanno indagando i carabinieri, i cittadini chiedono più controlli durante le ore notturne. Il servizio di Francesco Aloi. 2 furti in contemporanea, uno a Buccheri, l'altro a Palazzolo Acreide. 2 i colpi portati a segno nei 2 comuni del Siracusano. Nel primo è stato usato un escavatore, nel secondo un esplosivo. E adesso qui non si parla d'altro. È successo qua, è successo a Buccheri stanotte, quindi diciamo la zona montana forse andrebbe più controllata di notte. Purtroppo la zona montana siamo lasciati così alle bande. Non siamo talmente sicuri. Il danno più ingente è qui, a Buccheri. L'escavatore non c'è più, ma verso le 3 del mattino è stato usato per sradicare il bancomat. Aveva da tanto tempo che non succedeva qualcosa, quindi hanno movimentato un po' la giornata a Buccheri. I controlli ci sono sempre, ogni tanto capita che non ci sono controlli e capita come questa notte.
E sia qui a Buccheri che a Palazzolo oggi non si parla d'altro, tutti chiedono più sicurezza, più controlli, più forze dell'ordine in giro anche la notte. L'allarme sicurezza infatti non è più limitato alle grandi città. Le bande criminali hanno messo piede anche in borghi come questi. Ai nostri microfoni l'ira dei sindaci. Ci vogliono delle leggi che devono tutelare questi territori che volutamente lo Stato vuole fare spopolare, perché quando avvengono questi episodi la gente va via, se ne va nei centri più controllati, nelle zone più sicure. È necessario incrementare i controlli, avere più forze dell'ordine, più presenza delle forze dell'ordine e più sicurezza, perché così non si può continuare. Un altro furto con spaccata nella notte è stato effettuato ai danni di un ristorante di Molo Sant'Erasmo a Palermo. Un uomo è entrato nel locale calandosi da una palma e poi forzando le porte d'ingresso. Il denaro presente in cassa e il telefonino del cellulare in uso al locale sono stati rubati e dalle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza pubblicate sui social il ladro ha agito a volto scoperto. Blitz dei carabinieri dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità. A Palermo si stringono i controlli allo Zen, sequestrati armi e droga. Il servizio di Orazio Longo. C'era pure una piantagione di marijuana indoor dentro casa, come si vede dalle immagini, con 126 piantine di cannabis coltivate in una stanza adibita a serra. In un appartamento disabitato in via Fausto Coppi, ora posto sotto sequestro a carico di ignoti, vi erano 29 infiorescenze sottoposte a essiccazione con 30 reattori, 28 lampade alogene e poi ventilatori, aeratori e fertilizzanti. I carabinieri di Palermo hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Zen alla ricerca di armi e droga dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità. Grazie al fiuto dei cani antidroga e antiesplosivo, i militari hanno trovato nei padiglioni di via Rocchi Marciano una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola Brasa perfettamente funzionante, completa di caricatore con 4 munizioni e altri proiettili calibro 6,36 e 38 Special. Rinvenuti anche 50 grammi di marijuana. Nell'ambito dei controlli sono state identificate 249 persone e verificati 185 veicoli. 5 persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti col sequestro di cocaina e hashish. Contestate anche 57 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 48.000 euro. L'arma ritrovata sarà inviata ai laboratori del RIS di Messina per gli accertamenti balistici necessari a verificare se sia stata utilizzata in recenti episodi di sangue avvenuti nell'area metropolitana. E sempre a Palermo il procuratore capo Maurizio De Lucia accende i riflettori sul fenomeno delle estorsioni. Il quartiere Zen resta sempre osservato speciale. Servizio. I sequestri di armi e droga delle ultime ore, unitamente alle recenti operazioni anticrimine e alla lotta al racket, sono il segnale di una Palermo che non intende piegarsi al malaffare. È sempre lo Zen, l'osservato speciale, dove il fenomeno delle estorsioni non è come nei terribili anni 90, secondo il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, intervenuto in occasione del convegno Le estorsioni a Palermo, chi paga e perché, la lotta alla legalità sta facendo registrare passi importanti. Ma è una situazione in cui, siccome la Cosa Nostra attuale continua a essere in difficoltà, esistono spazi di rallentamento del fenomeno e quindi di riacquisizione di spazi alla legalità. Gli imprenditori non possono nascondersi dietro alibi in un momento in cui il sistema legislativo e repressivo funzionano, ha ribadito De Lucia nel corso del suo intervento, ma non bisogna abbassare la guardia, visto che alcune zone di Palermo mantengono caratteristiche ben precise. Ci sono delle zone della città che sono ancora massicciamente investite dal fenomeno. L'incontro dibattito è stato promosso da Dems, Addio Pizzo e Sisma in occasione dei 35 anni della lettera al caro estorsore di Libero Grassi. Adesso, dopo la pausa per le festività natalizie, ritorna e comincia la ripartenza della politica. In ballo c'è il rimpasto della giunta regionale e i preparativi per le candidature in vista delle amministrative di giugno. Ma intanto il tema caldo rimane quello della sanità. Manlio Viola. Sanità, croce e delizia della politica siciliana. Mentre l'influenza K manda in tilt i pronto soccorso dell'isola, torna la polemica sui 10 punti della relazione della Corte dei Conti che alla fine dello scorso anno ha presentato il proprio referto alla Regione, contestando fra l'altro liste d'attesa mai abbattute davvero, eccessivo ricorso all'intramenia, ovvero alle attività professionali a pagamento da parte dei medici del servizio sanitario, carenza di personale e controlli inefficienti. Attaccano le opposizioni con il segretario del PD Anthony Barbagallo che denuncia carenza di medici anche
nel 118, con solo 100 ambulanze medicalizzate su 252 nell'isola. Se la prende ancora con le modalità di scelta dei manager e dei primari il deputato 5 Stelle Carlo Giristro, pediatra nella vita e politico poi, ospite a Il Punto. I partiti devono togliere le mani da tutte queste strutture. La politica vera, non ha colore politico. Dobbiamo togliere queste poltrone che sono decise dalla sanità, dal primo dei dirigenti all'ultimo dei secondini. In questo clima, nonostante la sanità sembri più un problema che un'opportunità politica, nella maggioranza è caccia al posto di assessore. Fratelli d'Italia vuole per sé quello di Daniela Faraoni. In cambio al governatore offre la sostituzione di Elvira Amata e Roberto Scarpinato, la prima indagata, il secondo da sempre non gradito al presidente della regione. Il commissario Lucas Bardella parla di un vertice di maggioranza imminente. Sul tavolo anche l'esigenza di coprire i 2 posti vacanti, quelli che furono della DC, la richiesta di un assessore in più da parte degli autonomisti, le pressioni di Forza Italia per mettere in giunta deputati al posto di assessori tecnici. Sullo sfondo una Democrazia Cristiana che non trova pace nel dopo Cuffaro e l'area Abate che sembra pronta a transitare altrove per trovare posto in giunta, almeno uno. Ma i vertici non si fanno soltanto per questo difficile rimpasto, ci sono da scegliere i candidati per le amministrative di giugno, a cominciare dai 2 capoluoghi di provincia al rinnovo, Agrigento e soprattutto Enna, dove già la spaccatura della coalizione sembra piuttosto profonda. Da una decina di giorni sono cominciati i saldi in Sicilia, è già tempo di bilanci. Emanuela Corsi a Catania è andata a sentire i commercianti che sono divisi tra opportunità e flop per le poche vendite registrate. Il servizio. Game start! Domenica di shopping per tanti catanesi in giro per la città alla ricerca di occasioni. Certo, perché aspettiamo questo momento proprio per risparmiare. Siamo qua, ci facciamo un giretto, vediamo cosa si trova. I saldi invogliano ad andare in centro per una passeggiata e per fare piccoli acquisti. Sono di passaggio, però ho visto che ci sono i saldi e mi sono fermata. Cosa ha comprato? Una camicetta e un rossetto. Ma degli articoli per la casa, più che altro, perché insomma si approfitta di questo periodo per avere qualche cosa a buon prezzo. Io ho comprato infatti un maglioncino con 7 euro, ho fatto questa spesa. Una spesa folle. Una spesa molto folle. Il budget medio è di 300 euro, in linea con le previsioni per il periodo. Ho preso un tagliere. E budget quest'anno di quanto? Sulle 300 euro. Divisi i commercianti tra chi vede un incremento nelle vendite e chi lamenta una partenza al rallentatore. Bene, abbastanza bene. Certo, il flusso non è tantissimo perché giustamente al tempo, però per il resto va bene, sì. Deludente, molto deludente, perché parliamo di saldi, ma realmente ormai i saldi sono tutta la stagione. Mette in grossissime difficoltà noi negozianti. Secondo gli esperti il boom dei saldi deve ancora arrivare. La Sicilia offrirà uno dei periodi di sconti più esteso a livello nazionale, dal 3 gennaio al 15 marzo, una finestra temporale che permetterà di pianificare gli acquisti con calma. Adesso parliamo di Sant'Agata perché oggi c'è stata la prima processione con il Sacro Velo e nelle chiese l'accensione della lampada votiva, perché è iniziato il Giubileo agatino in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli nella città etnea. Ci dice tutto Adelaide Barbagallo. Festa del battesimo del Signore. A Catania inizia il Giubileo agatino. Dalla Basilica Cattedrale il Sacro Velo di Sant'Agata, la reliquia più iconica della martire patrona della città, è iniziata la peregrinazio. Prima tappa il luogo in cui le reliquie da Costantinopoli 900 anni fa giunsero a Catania. Al rotolo un momento di preghiera e riflessione con la raccomandazione dell'arcivescovo Luigi Renna ai più giovani di tenere durante la processione uno stile sobrio e rispettoso. Quindi l'arrivo e la messa nella parrocchia Maristella, dove, così come in tutte le chiese cittadine, è stata accesa la lampada, segno luminoso che resterà sino alla festa di agosto. La santità di Agata parla in ogni tempo, ha sottolineato Monsignor Renna, il cui pensiero va alle famiglie e alla loro importanza nell'educare i figli e alla responsabilità degli adulti. Quello che accade ai nostri piccoli, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, nel bene e ahimè anche nel male, sono frutto di una educazione che non viene dai genitori tante volte, ma da una
ambiente circostante che è favorito da noi adulti, idee di violenza che passano, ma idee anche di fede, di devozione, di coerenza di vita cristiana che possono passare attraverso i genitori, attraverso noi adulti alle nuove generazioni. Sant'Agata apre questa strada, io spero, in quest'anno agatino. Nei prossimi giorni la peregrinazio delle reliquie proseguirà nelle scuole, nelle parrocchie della città e nelle carceri. Adesso parliamo di una mostra che racconta proprio la devozione della città di Catania a Sant'Agata, si intitola Agata e i suoi volti, una mostra inaugurata nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi, è visitabile fino all'8 febbraio. Il servizio. 40 immagini in bianco e nero ad alto contrasto per raccontare una devozione. Agata e i suoi volti è la mostra fotografica di Renato Zacchia, a cura di Antonella Furian, inaugurata nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi a Catania. Un ritorno nella terra d'origine per l'autore, che ha deciso di puntare l'obiettivo della sua macchina fotografica sui volti dei fedeli, offrendo uno sguardo intimo e universale nello stesso tempo, raccontando emozione e drammaticità. I volti esprimono in modo più evidente cosa è per Catania e cosa è per la popolazione catanese questa fede così forte che diventa il rito e questi volti che sono un po' la stratificazione di noi siciliani che abbiamo vissuto tutte queste dominazioni. I nostri volti rappresentano una storia. Dopo aver studiato arte e scenografia a Catania, Zacchia si stabilisce a New York. Dalla moda al cinema è ritrattista di figure come Nureyev, Rostropovich, Avedon, Bulgari, lavorando anche come fotografo di scena con Michelangelo Antonioni. Il cercare attraverso questi volti delle espressioni, dei significati mi hanno aiutato ancora di più a questo rientro nella mia terra, nella mia gente, nei miei colori, nel mio mondo. Agata e i suoi volti, organizzata dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, con il patrocinio della delegazione FAI Catania e del Comitato per la Festa di Sant'Agata, sarà visitabile fino all'8 febbraio con ingresso libero. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di sport. Rientriamo nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport, del calcio, cominciamo con la Serie B, con il Palermo che giocherà contro il Mantova, sarà il rientro dopo una mini sosta invernale per i rosanero, si tratta di una sfida molto importante perché potrebbe rilanciarli nelle zone nobili della classifica del campionato. Il servizio. Alle 15 di oggi inizia il 2026 del Palermo, ultima giornata del girone d'andata. I rosanero giocheranno sul campo del Mantova. Obiettivo 3 punti per accorciare nei confronti del Monza, che ha perso a Chiavari, e tenere il passo di Venezia e Frosinone, vincenti ieri. Mi piacerebbe vedere quello che ho visto nelle ultime 6 partite. Secondo me l'area è cambiata, si è creato uno zoccolo duro, si è creato un bel gruppo, veramente, per cui quello che spero di rivedere è di finire il girone d'andata con una bella partita, una vittoria. Sarebbe molto importante chiudere il girone d'andata con i 3 punti, perché chiuderemo veramente, secondo me, un bel girone d'andata. Torna Beresischi, giocherà in difesa assieme a Banni e Ceccaroni, nessun cambio in avanti, poi Giampaolo avrà ancora il supporto di Palumbo e Leduaron. A centrocampo conferma per Ranocchia e Segre. Mi piacerebbe vedere anche in trasferta quello che in questo momento stiamo vedendo in casa, nel cercare di dominare le partite, nel cercare di soffrire il meno possibile, anche se in Serie B è complicato, per cui tutto questo in questo momento, guardare la classifica, pensare ai playoff, in questo momento dobbiamo pensare a migliorarci, pensare che quando siamo al completo io ho l'imbarazzo della scelta. Un banco di prova fondamentale per il Palermo, che cerca punti per dare uno scossone al suo percorso e iniziare a pensare in grande. Il Mantova è penultimo e nelle ultime 5 gare ha conquistato un solo punto. Occasione ghiotta per i siciliani.
Turno casalingo per il Catania che al Massimino è in campo contro la Cavese, in difesa assente lo squalificato Celli, tra i convocati il nuovo Bruzzaniti. Servizio. Noi quella cattiveria di ammazzare o di portare la partita sui nostri binari ancora ci manca e la dobbiamo avere. Mister Toscano indica la strada, chiede cattiveria e mestiere per battere la Cavese in una delle 18 finali che separano il Catania dalla fine del campionato, ovvero della stagione regolare. Di corsa verso l'obiettivo promozione che al momento è lontano 2 punti, la testa della classifica, dove adesso c'è il Benevento. La prima delle 18 finali è al Massimino, dove finora la squadra di Toscano è stata impeccabile. Avversario la Cavese, squadra ostica e di categoria quanto basta per non distrarsi. La squalifica di Celli porta Toscano a cambiare in difesa. Allegretto è pronto insieme a Pieraccini per completare il terzetto arretrato insieme a Di Gennaro, probabile conferma della coppia Quaini di Tacchio a centrocampo, mentre davanti con Gimenez alle spalle di Forte torna Lunetta. Tra i 23 convocati figurano Caturano e Bruzzaniti, indisponibili Aloi, Ierardi e il lungodegente Cicerelli. Catania Cavese sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino a partire dalle 14, commenti da studio e alla fine le parole in anteprima del tecnico e dei protagonisti dell'incontro. E restiamo in Serie C, parliamo del Trapani sconfitto per 2-1 dal Latina in trasferta. Il Siracusa oggi giocherà contro il Monopoli. Servizio. La reazione sul campo non c'è stata, almeno nel risultato. Trapani sconfitto nella trasferta di Latina, KO interralaziale preceduto dalla nuova penalizzazione, con i Granata scesi in zona play-out, non lontani dall'ultima posizione. Nerazzurri in vantaggio al minuto 20 con la deviazione aerea di Giacomo Parigi sul piazzato di Riccardi. Alla mezz'ora pareggio del Trapani con il difensore Salines, ma al 34esimo Latina ancora avanti con Parigi su rigore per il definitivo 2-1. Squadra di Aronica sfortunata con la traversa colpita da Kirwan e imprecisa con il rigore di Fischnaller parato da Basti. In classifica terzultimo posto e situazione da bollino rosso. Non meno preoccupanti le vicende extracampo. Antonini contestato con una scritta che lo invita a lasciare il Trapani. Il presidente risponde ai tifosi che presto vedranno la Serie E del calcio. Siracusa in campo a Monopoli con fame, voglia e cattiveria agonistica come richiesto da Turati. La futura penalizzazione ridurrà gli attuali 21 punti. Sul campo servono altri straordinari dopo 4 risultati utili consecutivi. Contro un Monopoli da playoff convocati 20 azzurri. Formazione d'emergenza. Ad un mercato di sole cessioni si sono aggiunte 3 assenze pesanti: Pacciardi, Zanini e Parigini. Adesso cambiamo sport, parliamo di basket perché è durata 5 minuti e 49 secondi l'ultima partita farsa della Trapani Shark, questa volta contro Trento nel campionato di Serie 1. Alla fine gli arbitri hanno fischiato la conclusione sul 25-11 per Trento. Domani la Federazione Italiana di Pallacanestro e la Lega si incontreranno e con ogni probabilità arriverà l'esclusione dal campionato dei Granata. L'ennesima figuraccia, ce ne parla Laura Spanò. A Trapani con il match farsa tra la Shark e Trento si è consumata una delle pagine più tristi del campionato di basket italiano di Serie A. I padroni di casa si sono presentati con 7 giocatori, 3 professionisti, Rossato, Pugliatti e Stanogo, e 4 ragazzi delle giovanili, 2 già impiegati, Patti e Martinelli, e altri 2 esordienti, Giacalone e Alberti. Tra i giocatori ancora sotto contratto non c'erano Cappelletti squalificato, Notai infortunato, Arcidiagono e Petruccelli partito per Istanbul dove raggiungerà Pozzecco al Galatasaray. Alla presentazione i 1500 presenti sono scesi a bordo campo e applaudendo i coraggiosi. Solo il tempo di vedere 2 triple di Martinelli e Patti, poi a 5 minuti e 49 secondi con l'uscita del secondo per fallo e la presenza solo di Giacalone sul perché gli arbitri fischiano la conclusione sul 26-11 per Trento. Il coach ospite i cancellieri ha abbracciato commosso i ragazzini Granata e salutato con tristezza il pubblico presente che piange sulle tribune del Palasciac. Non è presente invece
invece il patron Valerio Antonini, pesantemente insultato dai tifosi. Ora arriverà dal giudice sportivo lo 0,20 a tavolino e la multa di 250.000 euro per i 5 giocatori in meno rispetto ai 12 contratti professionistici obbligatori. Sabato Trapani giocherà ancora in casa con Trieste, ma per domani, lunedì, è atteso a Roma un incontro tra FIP e Lega, si presume per l'esclusione dal campionato della Shark per mancanza di uguaglianza competitiva. Davvero un brutto epilogo per la pallacanestro di Trapani. Adesso noi ci fermiamo, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Buon proseguimento di domenica a tutti.